Comunque, è Gragnano. È Gragnano. Az, gioca Lobotta! Amici bellini, vi siete scaricati OneFootball? Io l'ho detto pure a mia moglie, a Bruscolot e a Pesalo. Se no vi scaricate, poi vi dovete iscrivere al canale. Allora noi ci iscriviamo al canale, non cliccate sulla campanella, tutte le notifiche. Non la so fare la voce di... Perché quello è Teocoli che fa la voce del napoletano, ha più senso. Io che faccio la voce napoletana non funziona, non la so fare, ma ci pigliate pure la maglietta... Non fa niente, cominciamo, va. Voglio proprio vedere se è 4-3-3 o se è sempre 4-2-3-1 con Lobotka sotto punta. Voglio proprio vedere gli inserti rosa della maglietta, avete notato che sono uguali alla maglia dell'arbitro? Ma non è che uno fa confusione, ma c'era proprio bisogno. Non credo. Subito fazzolezzissimo disfaccimissima. Subito. Vedete Lobotka in pressione? È la seconda punta. E la pressione sfrutta questa cosa, andiamo... No, non la sfrutta. Però è importante che noi su questo canale sappiamo la formazione meglio di chi lo fa per mestiere, che lo hanno messo 4-3-3. Mannaccia. Bello sto rilancio. Dai, sfruttiamo. Dai. Tanto tempo per ragionare. Insigne, punta. Dentro c'è Petagna, Insigne. Dai, mannaccia. Apre il destro, non trova l'angolo. Prima occasione per il Napoli. Basso palleggiando e facendo il tunnellino raddoppiato. Bravo Baca. Alla lunga Petagna, Petagna, bravo Lobbo. Corre. Gran palla, Mario Rui col pallonetto, dolcissimo. Cazzo! Anche lui va perché non c'era il sostegno dei compagni. Non ha tirato, questo è un cross, non ha tirato. L'ha persa David Silva, l'ha persa, vai. Bravo Insigne. Recupero. Aiuta molti come Norman. Sei il bulldozer, Petagnone. Io sai, l'hai rimessa in mezzo. Troppi errori, Lobotka. Dai ragazzi, facciamola sparire. Grazie Culi, grazie. Bravo Yusai. Anche Yusai a sinistra, si è fatto male Insigne. No. Brutta notizia. Ah, non ce la ridanno nemmeno. La partita contro le Rijeka l'ha vinta. Beh, bella gente. Bravo Politano, un break ci vuole. Che stiamo in apnea da quando è uscito Insigne, dai. Bravo Lozano. Temme che fa la sponda verso Maximovic. Lozano si coordina, era difficile. Ritmi molto lenti, ma molto lenti. E dobbiamo puntare su questo qua, vedi, sull'esordiente. Se la butti là, qualche errore lui la può fare, ma dobbiamo riprendere il pallone. Loro ce l'hanno sempre loro. E in questo momento a ritmi bassi accettano con pazienza questo giro palla e noi dobbiamo avere ancora più pazienza a non scoprirci. È dura, serve un cooling break. Ospina. C'è Lozano, può puntare, raddoppiato. Lozano, vai Lozzi. Cross difficile. Siamo troppo bassi, la coppia Petagna-Lobotka non mi convince in primo pressing. Ora capisco anche che non ci dobbiamo scoprire perché quelli un passaggio e poi scavalcano. Però non mi stanno piacendo né loro due né Demmelo Bakayoko. Provato, controllo al limite Merino con tanto spazio, controlla, cerca. Bravo Koulibaly. Mi annoio, amore? Mi sto annoiando. Amore? Yamabello, aiuta, dai che Gattuso gli ha detto qualcosa di come fare, adesso cambia tutto. Migliore del Napoli finora direi Maximovic. Cross deviato. Dai, Lozano colpisce il bulldozer. Secondo palo. Cazzo. Bakayoko 1-2 con Politano. Mamma mia! Con un flash. Mamma mia! E che botta! Così serviva uno squillo. Va a cercare Mertens perché è il leader. Osimè. Mo vi dovete un attimo cagare anche sotto. Mertens per Lozano. Dai. Ancora Di Lorenzo. Mamma mia, il miracolo di Ospina. Miracolo di Ospina. Miracolo, si può dire. Stavolta Bakayoko è arrivato un po' in Si può ritardo. dire. Non fallo, Niente, non chiama niente.
Però Lozano ti voglio un pochino più reattivo, eh? Gorosabel non passa il pallone. Bravo Mario Rui. Recupera adesso, sì, il fallo c'è, trattenuta. Lozano, se ti pigliassero un po' che cazzime Mario Rui, che ne ha fin troppa, sarebbe l'ideale. C'è l'ostruzione, è ovvio, però... Guevara da Lozano. Puntalo. E ancora lo buttano a terra. Fallo, Mario Rui. Il lancio di Yusai. Bravo Baca. Recupera. Baca sta facendo una cosa buona e una cosa malamente. Una cosa buona e una cosa malamente. Una cosa buona e ci fermiamo. Tanto spazio per andare. Sì, ci sta. E ti sei preso anche il cartellino giallo. Bravo. Devi puntarli. Questi ce l'ha detto anche Moschella. In difesa hanno la loro difficoltà. Se li punti in velocità. Dai. Koulibaly. Mamma Ancora mia. una volta ha vinto il No, Lozano, qua sei lezioso. Che è sto tunnellino? Trova Mertens. Bakayoko in crescita e Mertens e Osimhen fanno un lavoro più pulito. Vi invito a seguire, poi vabbè, già la partita già è fornuta per voi. Di schermo ai difensori, lo scivolamento che fanno quando i difensori se la passano. Mertens e Osimhen lo fanno meglio di Petagna e Lobotka. Lobotka non è proprio abituata a lo fa, perché sapere che non è proprio punta, capisci? Se proprio uno ha preso una ginocchiata nelle palle, gli stanno mettendo il ghiaccio proprio nel culo. Proprio che... Non puoi calciare in queste condizioni, non calciare. Fai calciare a un altro. Ragazzi, 82esimo e zona siringa. Facciamo attenzione perché mi incazzo. Come ha fatto Osimhen già a stare là? E qua abbiamo un calcio di punizione per Marittiero Rui o Mertens dall'altra parte. Però questa, secondo me, se ci avvicina Super Mario Rui. Osimhen segna il Osimhen! 2-0 per il Napoli. Ma come Osimhen? No, fallo perché Mario Rui ha toccato No! il pallone di... Amore! Ospina, calma, Ospina. Se n'è andato. Va da solo dentro Mertens. Anche Mertens, altruista. bloccato. Guridi, Baranecea, c'è David Silva con spazio, messo male Bakayoko, David Silva. Koulibaly. Bravo Maximovic. Lozano verso l'interno, poi sbaglia. meno male che chi stai scemo. Lozano, quando quello cade non è possibile che tu non ti prendi il pallone. Non è possibile. Ma veramente stiamo facendo? Dai, ma è mai possibile? La partita è finita. Ma dai, ma dove sta? Direi che è corretto. Ma dove è corretto? Siete disonesti. Quello sta saltando così per prendere il pallone. Ma dai, ma quando mai? Il braccio trovasse proprio il volto dell'avversario. Ospina, piglia sta palla e falla scumbarì. Non puoi a questi livelli Il primo giallo sì, sono d'accordo, è stato ingenuo perché per proteste ti ha sta zitto con l'arbitro, specialmente in Europa. Ma questo qua non mi sembrava affatto un cartellino giallo, quello non lo stava nemmeno fischiando, ci ha messo 3 ore. Solamente perché quello si rotolò a terra di più e allora poi ammonisce. Lozano conquista rimessa laterale. Lozano. Bravo Lozano allora. Non in qualità. Ancora a simulare queste comitate, basta. Bautista contro Koulibaly. Bautista la Da solo. giù. Da solo, basta, siete dei simulatori. Fabian Ruiz. Dai Fabian. Bravo. Scatta Lozano. Va contro i normali. È finita! È finita! È finita! È finita! 3 punti a casa! A casa! Non mi è piaciuto questo finale, siete un po' disonesti, cari miei spagnoli. Ma il Napoli si riprende i 3 punti e ne parliamo poi con calma. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E se andassi live? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.